comunque il Regno delle Due Sicilie era lo stato più avanzato, evoluto e ricco al pari o siamo lì con con il Lombardo-Veneto, il Regno Lombardo-Veneto. E lo stato più, l'ho detto, era il Piemonte, il peggiore, e gli altri, insomma, comunque questa situazione più o meno, a parte il fatto che non si vede il Ducato di Milano, era così da 3 secoli. Quando si parla dell'Italia del Rinascimento, della cultura, capitale, era l'Italia fatta così. Da quando c'è l'Italia Unita, noi siamo ultimi in tutto. Siamo quelli che fanno meno brevetti per popolazione, siamo quelli che fanno la musica non c'è più, l'arte non c'è più, tutto morto. L'unità d'Italia ha portato miseria di pensiero, oltre che guerre, fascismo. Cioè, se ci pensate bene, questa è l'Italia del Rinascimento, quella dei Canova, del Giorgione, quella che noi vediamo, quella per cui il mondo viene a vedere l'Italia, non viene a vedere i palazzi fascisti, viene a vedere la roba che ha fatto l'Italia fatta così. Questa è la realtà.